Ha deciso di correre da solo per la terza volta, sostenuto dalla lista Presenza Cristiana, l'ex assessore ai lavori pubblici della giunta Bergamin Antonio Gianni Saccardin. Dopo il 2011 e il 2015 tenta nuovamente la scalata a Palazzo Nodari. Una squadra giovane di professionisti lo sosterrà nell'impresa. Quello che va migliorato è soprattutto la collegialità, perché questo viene a mancare, e qualche volta un dialogo non solo con la città ma anche tra maggioranza e minoranza, soprattutto sui temi più grandi, perché ci sono alcuni temi che hanno bisogno, direi, di situazioni, di una massa critica anche verso il nazionale che chiama anche l'altra parte. Faccio un esempio: in questo periodo noi abbiamo un sacco di vuoti in città, ex Celio, ex caserma, ex carcere, si sta parlando di carcere minorile, li volevamo allargare il tribunale, e in queste situazioni qui chiaramente bisogna smuovere anche gli alti livelli di Roma. Questo si può essere fatto anche con un concerto dove maggioranza e minoranza lavorano insieme per il bene di Rovigo. Anche Casa Pound candida un suo esponente. La scelta è ricaduta su Marco Venuto, che ha raccolto 300 firme presentando nell'ultimo giorno disponibile prima della campagna elettorale una lista di 22 persone. Venuto si definisce l'unica vera alternativa di destra. Il programma punta tutto sulla sicurezza e sul sociale. Il nostro programma è articolato e completo, diciamo che si poggia su tre pilastri fondamentali: il sociale, la sicurezza e la rinascita del centro storico. Bisogna innanzitutto ripartire dal decoro urbano. Noi riteniamo che la sicurezza non si faccia solamente con le telecamere o solamente con le ronde, ma la sicurezza si faccia tornando a far rivivere la città, mettendo punti luce, curando il verde, riportando il decoro e facendo in modo che i rodigini si riprendano quei parchi e quelle piazze che ormai non frequentano più. Bisogna creare eventi, appunto curare l'arredo urbano e fare in modo che siano i rodigini a riprendersi la loro città e le loro piazze. Primo atto che io farò quando salirò a Palazzo Nodari sarà quello di rimettere immediatamente i rodigini al primo posto nelle graduatorie degli alloggi popolari, nei servizi sociali e negli asili nido.